Arrivano alcuni aggiornamenti, c'è stato un incontro con il viceministro e anche Ferrovie Italiane. Che aggiornamenti ci sono? Beh, è stato un aggiornamento proficuo, buongiorno a tutti, innanzitutto grazie di avermi chiamato. Abbiamo trovato, direi, tra virgolette, una quadra, quantomeno provvisoria. Per adesso verrà messo tutto in stand-by questo progetto che nessuno, tra virgolette, a Chiavari, ma credo anche in tutte le altre città, che poi si sarebbe dovuto portare avanti. Abbiamo incontrato con l'ex viceministro Rixi i dirigenti di Ferrovie dello Stato, dottor Ferraris e altri dirigenti, con i quali abbiamo concordato per il momento di lasciare in stand-by questo progetto, e ci rivedremo entro pochi giorni. Ci siamo dati una settimana, 10 giorni al massimo, per fare in modo che loro possano trovare delle soluzioni alternative che non prevedono queste barriere. Quindi credo che la situazione vada nella direzione giusta e siamo molto contenti di questa situazione che si è risolta. Ok? Diciamo che la mobilitazione di tutto un territorio si è fatta sentire, se ne è fatto portavoce nei confronti delle ferrovie, e questo è servito a essere uniti da questo punto di vista. Certamente è servito, e mi fa piacere che quando c'è un bisogno serio tutti si vada nella stessa direzione. Da parte mia non ero ancora uscito a dire nulla, perché sapevo che avevo già organizzato questo incontro e quindi aspettavo di avere delle notizie certe, perché è chiaro che serve tutto, ma poi mi servono dei contatti politici ad alto livello per poter bloccare questa cosa che era assurda. Grazie ancora comunque a tutti i cittadini che hanno firmato, comunque io per prima sono andato a firmare, a chi ha organizzato, a tutti quanti, perché se tutti si è uniti poi i risultati arrivano. Grazie consigliere Garibaldi, ovviamente l'attenzione resterà alta sempre su questo tema e vedremo anche nei prossimi giorni gli sviluppi di questa buona notizia che comunque arriva da Roma, di questa messa in pausa del progetto delle barriere fonoassorbenti lungo la ferrovia.